paese intanto era abbastanza formato su 3 frazioni, che è la zona di Zovello, che è verso il versante e la valle del But, c'era Vascletto che è in cima ed è già verso la valle Degano, e Solars è la parte chiaramente più guardando di fronte a sinistra verso la Val Degano, già all'interno per andare verso Tualis. Ed è una zona che sembrerebbe una piccola frazione, ma che era un nucleo quasi completamente autonomo in suoi tempi. Io mi ricordo molto bene che quando andavamo poi in zona, perché io avevo mio nonno che viveva a Solars nella parte bassa e spesso perciò eravamo assieme, ma una delle cose importanti era proprio il fatto che era completamente autonoma, perché c'era la latteria turnaria, che ce n'era una in ogni frazione, chiaramente, perché ogni famiglia aveva le sue mucche, insomma, no? E perciò si gestiva il latte in maniera comune, venivano fatti i formaggi, veniva tutta la lavorazione, che era fatta in modo turnario, si diceva proprio perché tutte le famiglie a rotazione avevano poi il diritto del formaggio in base al latte che producevano, che poi gli serviva da sostentamento in tutti gli anni. Poi là vicino c'era l'albergo Bucaneve, che è stata un po' una novità negli anni, perché cominciando a crescere un po' dal punto di vista turistico, con l'avvicinamento in particolare di quelli che sono stati i frequentatori più importanti della nostra realtà, che sono i triestini, ed erano contentissimi di venire. È stato il primo alberghetto importante della nostra realtà, assieme ad un altro piccolo che si trovava sotto all'Ancona, e poi è venuto l'albergo Valcalda, Del Moro e quant'altro. Tra l'altro, legata a questo albergo c'era anche la levatrice, che era quella persona che poi faceva nascere tutti i nostri bambini e tutti noi che siamo nati non in ospedale, ma siamo nati nelle nostre case. Diciamo, la mia nonna ha aiutato mia mamma a partorirmi. Era quello il sistema più vecchio. Dopo è arrivata l'ostetrica, che noi all'inizio non sapevamo neanche cos'era l'ostetrica, per dire la verità. E così è andata avanti un po' la dinamica delle nascite, delle cose così. Però ai tempi anche miei, perché io non sono nata in merito a un'ostetrica, sono nata con l'aiuto della nonna di mia mamma. Ecco, e questo è l'inizio delle nascite del paese di Ravascletto. Questa piccola realtà tra l'altro aveva anche il negozio, che era un negozio autonomo, e tra l'altro il negoziante era anche macellaio, perciò faceva i salami, il prosciutto, tutto quello che c'era di buono veniva fatto e realizzato direttamente proprio sulla zona di Ravascletto, ed era il negozio di Toni e di Carolina. Questo signore che aveva un negozio e anche bar, che si chiamava Toni, ed era norcino. Noi logicamente molte famiglie avevano il maiale, veniva a ammazzarci il maiale, ed era una persona che amava proprio quello che faceva. E mi ricordo che si andava a prenderlo al mattino presto, facevamo tutti i lavori, lui era fine, preciso, veloce, si finiva velocemente, pulito. Poi i prodotti li faceva in modo straordinario. E questi ricordi ti rimangono indelebili nel cuore, perché sono persone che mi hanno lasciato anche a me, perché quando ti rapporti con queste persone che fanno le cose che fanno, le fanno con passione, con la voglia di farle bene, ti lasciano dentro quella voglia anche da parte tua quando ti approcci a quello che andrai a fare. Cioè, ognuno ha la sua strada, cerca la sua strada. La mia è stata quella di fare l'agricoltura, amo gli animali, e sicuramente questi rapporti con queste persone, anche col nonno, con la mamma, hanno inciso su me stesso, perché mi hanno insegnato che bisogna metterci l'anima, il cuore, e quando si fanno le cose, farle sempre al massimo, meglio che si può. Andare anche a cercare i particolari, le piccole cose, sono quelle che poi alla fine ti danno quel qualcosa in più in quello che tu fai.
ci sono i ricordi che abbiamo tutti noi di una certa età, che sono ricordi affettivi e che è difficile mandare via nel vedere poi una frazione che soffre e che va a cambiare completamente strutturalmente quella che è tutta la sua realtà attuale rispetto a quello che era prima. Ed è una realtà nostra che ce la teniamo nel cuore, ce la ricordiamo noi, ma sarebbe bella poter trasmettere anche ai nostri bambini, ai nostri nipoti al giorno d'oggi, che insomma si arricchirebbero ancora di più di quella che è la passione e la vita del nostro paese. Per me Salars è sempre stato un posto di ritorno, nel senso che ogni giorno c'era un perché per venire a Salars, perché nonna Zita abitava all'inizio di Salars, perché la Ines Zaduga, che era la cugina più amata dalla mamma, abitava a Salars, perché poi tutti i rapporti con il lavoro di quel tempo da bambini erano a Salars, perché poi io e Cristina partivamo ogni giorno. D'estate era un viaggio proprio dentro nel mondo di Salars, perché venivamo a fare il fieno in tutti i prati, in Taront, in Taiplans, si faceva a quel tempo tutti i lavori della fienagione si facevano tutti assieme, per cui tutti i prati di mamma, i prati di zia Giulia, i prati della nonna venivano fatti a seconda della posizione, quelli più bassi prima, quelli più alti dopo, perché l'erba cresceva dopo, però erano tutti a Salars. Salars. La parte di Salars che è stata messa sotto controllo nei periodi in cui ha cominciato a muoversi la frana, e si parla degli anni 70 ancora, 1970, ed è iniziato uno scivolamento che è dato chiaramente da un'acqua che a livello sotterraneo crea il movimento nella parte superiore. Questa zona esattamente va identificata al di là di quello che era il bar all'Ancona, perciò vicino al Rio a fianco, e arriva fin vicino alla chiesa di San Giovanni a Salars, con tutta la parte sotto, che è la parte di Chiamplovo, che era la vecchia frazione di Salars, che è stata completamente demolita perché era comunque soggetta a questa frana, era proprio al di sotto della frana. E hanno dovuto demolire una decina di strutture, fra cui anche delle case, abitazioni private. E questo ci ha privato un po' di tanta gente. Già la montagna si spopola e chiaramente la frana ha dato una mano a questo spopolamento, almeno della borgata qua. E così adesso siamo rimasti più o meno 8 abitanti nella borgata e sì, si è impoverita tanto, insomma. Tramite la protezione civile siamo riusciti ad avere dei contributi per i proprietari delle case che venivano demolite, cioè tutti quelli che avevano la casa all'interno di questa zona hanno avuto un contributo per poter prendere un appartamento o una casa, o quella che veniva fatta la valutazione in base ai metri quadri che avevano in ogni singola casa. La regione ha dato i fondi per acquistare una casa all'interno del comune Ravastetto, perciò cercando di mantenere la gente all'interno del comune e non farli magari andare via da un'altra parte per acquistare la casa se c'erano le possibilità anche diverse. Però ho detto, noi lavoriamo per mantenere la gente qua, la mettiamo in sicurezza, gli diamo i fondi per comprarsi la nuova casa, però a questo punto chiaramente è stato un lavoro molto grande di molti anni che è arrivato ad un suo completamento importante in questo momento. Adesso bisogna fare il mantenimento, e questa
sarà uno degli impegni che noi porteremo avanti per il completamento dell'iter del ritorno in carico alla Regione di tutti i lavori che abbiamo fatto, attenzionando chiaramente la Regione sul fatto che il monitoraggio e perciò la manutenzione deve essere fatta in maniera costante e definitiva. Ho fatto anche la prima e seconda elementare, sopra la latteria qua a Solars. Era una cosa molto, molto simpatica perché sotto avevamo la latteria e mi ricordo che quando si faceva la ricreazione si scappava giù in latteria a prendere le crodie di cieca, cosa molto bella. Si veniva a piedi naturalmente, con la legna sotto il braccio per riscaldare la scuola, ognuno portava la legna quella volta, no? Anche Solars. E quello che rimaneva, gli altri la comprava al comune, però si rimaneva anche senza. E lì si batteva altro che i denti quando si andava a scuola. Nella scuola elementare di Solars non era tanto caldo. La sera generalmente verso le 17 mi pare di ricordare, ci trovavamo generalmente al bar di Toni. Una volta la televisione non ce l'avevamo nelle case private, di conseguenza ci trovavamo a vedere la TV dei ragazzi al bar di Toni. Qua la sera io mi ricordo benissimo gli abitanti di Solars che venivano a portare il latte in latteria. No, allora mi ricordo benissimo di Ferruccio, di Ete, della Elda, la Fuga. Erano personaggi un po' particolari perché c'era Barbanato che cucinava e faceva tanto casino, sempre in canottiera anche d'inverno. Vinicio. Cosa in chimò? Basta, eri il più grande di tutti. The Voice. La tua voce sì che si sentiva. È vero o no? E Sabina? Vinicio, canta Romagna mia. No. Grande Vinicio. E dopo andavano da Toni e là si bevevano qualche taiut, qualche volta si interdavano e chiaramente l'allegria, nasceva questa allegria. Mi rimane i ricordi di quando eravamo bambini, di quando si partiva assieme, di quando si andava a scuola assieme, di quando si andava a Rosario assieme, di quando si andava alla messa. C'era una compagnia di quando si partiva con le slitte d'inverno in cima alla Cleva e si andava fino in fondo a Campivolo. Si passava con le slitte, era tutto un ghiaccio, passava lo stradino, l'indomani buttava la ghiaia per non far cadere quelli che andavano a portare il latte nella latteria, no? E noi con le scope buttare via la ghiaia per poter passare con la slitta. E lì è tutto, ricordi che adesso non si fanno più, però nella mente rimangono e nel cuore veramente sono cose bellissime da ricordare così e da ridere, perché se si pensa che l'indomani mattina se vi becco io vi porto tutti in municipio, sì, come sempre, no? Mi
miei ricordi sono belli perché al tempo eravamo tanti bambini, si giocava molto, avevamo anche i nostri lavoretti da fare a casa perché quelli erano la cosa più importante, o si faceva quelli o giocare, niente. Ecco. E niente, la mia vita da bambina io l'ho passata nei campi, a falciare con mio papà e mia mamma, loro falciavano, io avevo il compito di allargare l'erba e poi la sera si aspettava solo l'ora di tornare a casa per raggrupparsi tra ragazzi e giocare. E io ho un'infanzia che rivivrei senza ombra di dubbio, l'ho sempre detto, la mia infanzia è stata severa perché i nostri genitori erano severi, al tempo pensavo che fossero cattivi, invece era solo educazione. E adesso sono 30 anni che sono a Buia, mi trovo bene, ma ho bisogno ogni tanto di venire a respirare un po' l'aria del mio paese. Sempre lavorato, avevamo le bestie, i prati, i campi, ho sempre aiutato mamma e papà in questi lavori e avevamo anche la latteria sociale che io andavo sempre a fare le pulizie, aiutare il casaro Cecca che mi ha insegnato anche a fare il formaggio, a fare il burro, aveva tanta pazienza con me, l'aiutavo e facevamo assieme insomma e mi piaceva tantissimo. Alle 4 di mattina si partiva con la gerla piena di legna, tagliate più lunghe, più grosse, perché sotto la caldaia si accendeva questo fuoco che lo spostavano con una manovella che correva il carrello sotto i pentoloni del latte. Portavano tutto il latte, e si pesava e poi quando uscivano si fermavano tutti a raccontarsi le novità del paese fuori della latteria, che c'era una scala col pianerottolo sopra e mi piaceva tantissimo anche stare ad ascoltare quello che si raccontavano e c'erano tutti i bambini, anche era il momento che anche tutti i bambini venivano lì a giocare, era la piazza sempre piena di gente insomma. Ho questo bel ricordo, eccoci, dell'albergo Bucaneve, di Gisella, di Tullio e del bambino che si chiama Marco. E poi anche quando veniva con nonna Olimpia, che io era già cresciuta, gestivo con mio papà Cesare il negozio, prima di Bicchio, poi di Sisto e poi di Cesare. L'abbiamo tenuto fino a quando è venuto il terremoto, che io ero già sposata comunque, poi l'hanno demolito e non c'è più. E poi Salas era soprattutto la latteria, il negozio di Toni, negozi di di Sisto, si diceva da Sisto, perché prima era di Sisto il negozio, no? E poi per me era Chiaro da Duga, perché qui venivamo con mamma sempre dalla Ines e io ho sempre sentito che in questo luogo c'era proprio la memoria della mia gente. Io ho sempre sentito i passaggi, no? Poi i racconti della Ines che in questa casa abitava il mago da Duga, che era un mago che faceva le previsioni, le cose. C'è tutto un mondo legato al rumore dell'acqua, perché qua c'era una fontana che nasceva proprio qua e io nella mia infanzia ho questo rumore di questa frescura, di questo cortile che era sempre in ombra, il pomeriggio andava in ombra, e di questa fontana che correva. Ciao. Oh, ciao. C'è mo? Noi andavamo a
Salars perché erano terreni di mia nonna, essenzialmente perché era di Salars. E avevamo un campo che dire enorme non è un eufemismo, era veramente grande perché si stava più giorni sia a mettere patate che a togliere perché c'era lavoro. Comunque frequentavo Salars anche perché intanto andavo sempre a portare il latte in latteria e quindi andando in latteria comunque sì, frequentavo quel borgo lì centrale. Quando andavo a trovare con mia cognata, sua mamma Ada, no? Mi piaceva andare su, dietro casa loro, per esempio, c'era una bellissima fontana col lavatoio ed è una delle cose di Salars che mi piaceva, perché ogni volta che andavo da sua mamma andavo sempre lì, anche perché era un posto che non so perché mi stimolava molto la mia fantasia, capito? Perché per le storie che mi raccontava mia nonna romana, insomma per tante cose io non mancavo di andare lì a vedere sta fontana, giocavo un po', gironzolavo, comunque è un posto di cui ho piacere di ricordarmi, insomma. Adesso è tanto tempo che non ci vado, per cui sì, non so neanche com'è più quel borgo lì. Poi c'era la casa di Berto. Mi ricordo bene del papà di Berto, mi ricordo i personaggi, insomma, chi abitava nel borgo, no? Mamma non aveva la mucca, però nonna aveva la mucca e si veniva in latteria, no? E la latteria era un luogo di grande incontro, di grande comunità, no? Perché arrivavano le donne a pesare il latte ed era sempre il momento in cui, al di là di sentire le chiacchiere, sentivi anche questi rumori. Io nella testa il rumore proprio delle secchie, dei bidoni del latte. Mi ricordo ancora di Cecca che era a fedar Cecca, e pesare il latte per Cecca era come una religione, sotto l'era lì con questi libri, era lì con questo libro che poi pesavano, poi mi ricordo il rumore del latte, cioè proprio questo mondo mi è rimasto dentro, per cui c'è anche proprio un ricordo di Salars, un ricordo di grande nostalgia, anche nostalgia per un luogo che era pieno di vita sociale, di incontri. Ecco, ci vuole passione e rispetto, come era in quegli anni lì, che è un po' di nostalgia degli anni passati, ma no, io sono uno che guarda avanti, attenzione, ho i miei bellissimi ricordi che ho avuto la fortuna di vivere, degli anni meravigliosi da ragazzo con i miei genitori stupendi, che abbiamo imparato queste pratiche agricole e zootecniche. Si lavorava in armonia col massimo rispetto dell'ambiente, delle persone, dei confini anche, sì. Era una forma di rispetto generalizzato che comunque ti dava tanto, ti dava armonia, cioè avevamo un ambiente che era a dimensione veramente d'uomo. E poi insomma ci sono dei personaggi per me di Salars veramente che ho nella memoria come viso, come storia. Poi negli ultimi anni della latteria c'era Ferruccio che faceva, e ho fatto le prime foto, sono legate anche le mie prime foto, perché poi quando ho iniziato a fare la fotografa erano gli anni '80 e c'era ancora comunque aperto Toni, non c'era più il negozio di Sisto, però c'era Toni. E per cui io ho le foto documentate che c'era la gente che usciva, Toni aveva sempre che biela tenda d'estate verde con le righe che metteva, e mi sono messa lì un giorno e ho fotografato la gente che usciva dal negozio. E andavano anche a fare la spesa con un libretto da Toni, esatto, dove non occorreva pagare e a volte lui segnava. Poi se non arrivavano alla fine del mese, esatto, aggiustavano i loro. Adesso se sei senza soldi, perché i nostri papà erano immigranti, mandavano i soldi quando potevano,
Adesso se sei senza soldi, ancora roba scritto, qui sì, ti segnano. Ma su attualmente al supermercato, adesso muori da fame, no? Nessuno ti fa credito. E poi mi ricordo che la nonna, quando ha cominciato a non star bene, ci mandava a me e Cristina a fare la spesa. E quella volta tutti avevano il libretto, no? Per cui c'era il famoso libretto della spesa. E allora Tony faceva il conto, poi metteva il totale, no? E allora io e Cristina avevamo fatto questa furbata che ci compravamo sempre o una cioccolatina e la nonna poi ha detto ma è un mese qua che la spesa, sono 2 mesi qua che la spesa costa sempre di più, no? E poi ci ha sgamate, insomma, a fare questo piccolo furto di bambine. Allora, quelle cose lì sono documentate anche con la macchina fotografica. Quelle di prima sono documentate solo nella mia testa, ma in qualche maniera le prime immagini le scatti con gli occhi e quello che ho scattato con gli occhi comunque è nel cuore, insomma, è una cosa che ti rimane dentro, insomma. Sono nato a Monai, però mamma e nonna erano di Solars. Logicamente quando la nonna era un po' più anziana con la mamma andavo a trovarla, lei faceva le pulizie, mentre io mi sedevo sul divano con lei e ci divertivamo un mondo perché lei era una nonna speciale. Era sempre giovanile, aveva proprio la mentalità, l'essere giovane. Ed era sempre emozionante passare 2 ore con lei la domenica pomeriggio, in campagna non c'erano lavori, allora andavamo sempre a trovarla. Il nonno faceva delle tappe, anche lui, Tony, da Barba, e dopo veniva il non poi aveva, lui e il papà di Duilio, di Camillo, erano coetanei, e poi non comunque era un posto dove si giocava, forse il posto dove si giocava di più a carte. Io ho questi ricordi, questi qua, specialmente la domenica pomeriggio che battevano le carte e stavano lì a giocare a carte. E poi quella volta, sai, si poteva anche fumare, per cui c'era sempre questa cappa di fumo, eccetera. E anche lì c'erano i gelati, per cui la nostra, diciamo che la prima tappa del gelato era il non per me, Cristina. Qui l'osteria, dove sono nato io, è stata costruita nel 1905 come albergo anche. Nel 1915, durante la guerra, siccome c'erano 4 camere, venivano giù gli ufficiali della seconda linea del fronte in Crostis e venivano qui a riposare per 1 settimana e si davano il cambio. La gestiva mia nonna, che si chiamava Caterina, si chiamava Albergo l'Ancona, in quanto c'è ancora una piccola cappelletta con la Madonna, e mia nonna era molto devota alla Madonna. Poi è diventato, oltre che albergo, vendita di generi coloniali, era scritto. Vendevano il chinino, tabacco da fiuto, tabacco, sale per gli animali, sale per gli uomini e tutte queste cose qua. E poi c'erano le mucche. Tu pensi che una volta ogni casa aveva, tipo chi era la chiesa e stali, per cui le mucche facevano parte proprio della comunità di Salars, erano abitanti perché Melia aveva le mucche nello stavolo vicino. Dopo in Boli c'erano la casa e lo stavolo, cioè era proprio per cui sentivi questi rumori, il profumo. Poi quando c'erano le migrazioni, mi ricordo, la prima migrazione delle mucche era dagli stavoli stanziali vicino alle case, quando andavano in tutti i posti più alti, no? Per cui c'era questo primo passaggio che d'estate andavano su e poi tornavano giù per l'inverno. Poi andavano anche in Malga.
questo era un luogo d'amore anche, e in questo luogo, che c'è ancora la Glova a parte, proprio oggi da Zovello, non so perché mi ha detto, ma tu sei a Chiesa da Duga, noi venivi sempre a Manch, a Salars. Dove c'era la monticazione, c'era la cosa c'era il toro, no? C'è una foto sotto di mia nonna che porta fuori il toro, e noi bambini quando eravamo qua ci spedivano perché non potevamo assistere all'atto, però invece era un luogo in cui, se tu pensi quanti venivano anche da Zovello, pensa quanti venivano a Salars, a noi dicevamo a Manch, no? Dal toro. Io sono nato a Salars, ho vissuto sempre a Salars tutta la vita, fino adesso, e ormai si morirà qua, no? E qua era il paese affollato, avevamo la latteria, avevamo 2 negozi di alimentari, vita normale, si falciava, si andava con i genitori nel prato, gli uomini emigranti, le mamme qua con i bambini a lavorare ai campi e ai prati. A scuola, all'asilo, una vita sì, normale, bella, faticosa, abbastanza per tutti. Ricordi, portare il latte in latteria, andare a far fieno a Picciutta con Milocca, col Mush, con l'asino, col carretto, tutti i bambini, anche quelli che venivano in ferie da Torino, adesso ti faccio i nomi, Corrado, Mario, che venivano in ferie qua, no? Stavano tutta l'estate. E dopo il regista qua si andava in montagna assieme, se ti ricordi, con Vonat, il papà di Lino Caucin, la Berta, Vinicio, Tonino, anzi l'elettricista, e si andava alla festa della montagna in Crostis, a piedi, Crostis e Valsecca. Alle 4 del mattino si partiva e via, col mangiare al sacco. Sono sposato con Ilenia, abitiamo qua, è una casa antica, storica. Abbiamo due figli, Ramon e Jody. Ramon che ha fatto l'idraulico, fa scavatorista, lottista, un po' di... sì, è bravo. E mia figlia, Jody, che è laureata. Sì. Ha 3 lauree, non è come suo papà. E Ramon ci ha dato una bella nipotina, mia mamma è venuta bisnonna, e noi siamo nonni felici e si tira avanti un po'. Tutto quello che ho vissuto io, che ho imparato dai miei genitori, abbiamo cercato di trasmettere ai figli, e anche loro sono legati al territorio e alle tradizioni. Ti faccio l'esempio, a Scidules, a Vecchie, via, che portano sempre avanti, sì, dai decenni, no? Mia figlia ha fatto anche un libro sulle tradizioni, sulla Scidules, la vecchia, no? A fumetti, lei l'ha scritto e un suo amico ha realizzato i fumetti. È una roba sì bella, no? Che resta nel tempo, resterà nel tempo. Per finire ti dico una cosa. Un mio amico che veniva qua da Torino, Corrado, il fatto di raccontare ai suoi figli che si andava con latte in latteria, si andava a far fieno, per loro è una roba quasi incredibile. Poi c'era una cosa che era la musica, no? Io avevo un papà che suonava la chitarra, però effettivamente una volta la musica, ma anche il canto, perché per esempio una cosa che si faceva sempre era anche cantare, no? Poi da molte c'erano i suonatori, Carodola suonava la fisarmonica, Marchetto che era della mia età suonava la fisarmonica, suo papà suonava il violino, zio Albini Liron, insomma era un mondo molto sonoro. Una cosa che si è persa, la sonorità delle parole, dei suoni di una vita piena, e poi anche la sonorità della musica, cioè passava poco, se tu eri in un bar arrivava uno con la fisarmonica ed era subito festa, no?
Diciamo che l'osteria, per un ragazzino anche piccolo di 3-4 anni, che gira per l'osteria, perché quella volta non era tutto mischiato, la cucina era proprio a contatto con l'osteria, che gira, praticamente è un'università, perché gli uomini parlano senza vedono un bambino, non fanno caso. E tu sai benissimo che un bambino recepisce come una spugna, no? E si sentono delle cose, io ho sentito delle cose, perché voglio dirti questo, gli uomini, quelli che avevano fatto la guerra oppure che erano stati in campo di concentramento, erano restii a parlare di cosa le era successo. E quando avevano un bicchiere in più, che erano sull'allegro andante, si lasciavano andare. E non facevano caso che c'era un bambinello che giocava con le sue cosette lì, con i suoi pezzetti di legno che faceva. Però il ragazzino aveva 4 orecchie, poteva sentire 2 discorsi, 3 assieme. E ho sentito di quelle cose che non posso neanche ripeterle qui, no? Della guerra, di ciò che succedevano a loro, di quello che era successo in giro comunque. E poi anche a parlare si imparava anche le cose, per esempio per tagliare le legne nel momento giusto, come si fanno le cose, come facevano diciamo, a fare il maiale, perché ogni famiglia aveva un maiale, allora parlavano io metto questo, io ho messo questo, e si imparava un po' di tutto, ecco. Chiudo gli occhi e io la chiesa, vedo le case, insomma, vedo quello che c'era, come anche questa crociata, quando tutto riveste a crociare, se tutto si resi voi, i Toni, la latteria, tutta vestita di nero, che guarda la piazza, che osserva, e questo incrociarsi di gente che andava e veniva, era un incrocio. Se io penso a Salars, proprio il borgo, era proprio un incrocio di vite. La vita è fatta di piccole cose, è fatta di piccole parole, di sorrisi, anche di parolacce se vuoi. Però insomma diciamo che a me manca il suono di quello che era. Qui vicino c'era una falegnameria nelle ex scuole, perché avevano costruito la scuola, poi siccome il terreno franava avevano abbandonato la scuola lì e si erano andati nella latteria a Solars, sì, sempre a Solars, facevano 2 classi, la prima e la seconda, e poi si andava a Ravascletto. La falegnameria l'ha messa su il fratello di mio papà, che si chiamava di soprannome Giaida. Dopodiché sono subentrati Enzo, suo figlio Casanova, e Fausto del Fabbro. Adesso i figli hanno fatto a Cercivento una falegnameria e stanno andando avanti bene. Mio papà invece, mia mamma ha gestito poi, quando è morta mia nonna, ha gestito l'osteria. E mio papà invece nel 1935 aveva deciso di mettere sul servizio di autocorriere. Da qui, da Ravascletto, Zovello a Comelians e da Comelians a Pesaris. Aveva 2 autocorriere. Quando ha acquistato la seconda autocorriera, Unitala, che era la prima autocorriera con i fanali elettrici e con l'elettricità all'interno. Quando sono venuto a portare questa autocorriera, che era piccolina, avrà avuto 12 posti, ecco, 12-14 posti, l'Itala ha fatto il giro di tutto il Friuli a far vedere questa autocorriera, la prima con i fari elettrici, con la batteria, con le luci all'interno e tutto. Mio papà aveva l'idea e aveva fatto bene. E poi l'osteria è cominciata, è andata avanti, portata avanti poi da mio papà, quando è andato in pensione è andato in osteria, poi sono subentrato io con mia moglie, la Mina, e poi la Rosalia ha portato avanti fino a 3-4 anni fa l'osteria, adesso è chiusa, vediamo forse riusciamo a ritornare ad aprire. No?
Così questa è la situazione di Solars. Diciamo che siamo passati dall'anno del terremoto 1976, che eravamo ancora 1150 abitanti, siamo andati a 480. Adesso ultimamente ci sono dei rientri di famiglie, per esempio è venuta una famiglia qui a Stalis, è venuta una famiglia dal Friuli, un imprenditore che abita qui a Ravascleto e va su e giù lui da Udine. Poi è venuta una famiglia dalla Toscana. C'è una ricerca per ritornare, capisci? Per venire ad abitare in montagna. Speriamo che vada avanti questo trend, capisci? Che sarebbe bellissimo, no? Naturalmente quando la gente in paese ce n'è poca, le forze sono poche e quelle che sono vecchi, perché i giovani scivolano verso i posti di lavoro, verso la pianura, verso di qua e di là e vanno all'estero a lavorare. Quando hanno un titolo di studio, sai come succede dappertutto, vanno all'estero a lavorare perché li pagano meglio. No? Paesi muoiono perché non c'è gente. Giovani, quelli che restano, sono pochi e cosa fai? Però la bellezza è anche che tanti bambini sono nati e questa è una cosa bella. Sì. Questa è una cosa bella. Sì. E noi abitiamo in montagna qua da secoli. Hai visto che faccio ancora, come tanti qua tengono pulito e tutto, no? Ci facciamo la legna da soli, cerchiamo ci arrangiamo. Qual è il problema? Che i nostri amici europei che ci governano ci vogliono anche proibire di far fuoco sullo spoleto, perché noi inquiniamo, no? Come vedi adesso siamo qui in giugno, si va in giro col cappotto. Dovrebbero dare qualcosa in più, no? Perché qui devi riscaldare la casa 10 mesi all'anno e il riscaldamento costa. Se sei in pianura hai 6 mesi da riscaldare, capisci? E poi, non so, bisognerebbe... Nuove leggi che poi alla fine non fanno anche mettere in difficoltà le persone nelle comunità montane. Esatto. Quando si è sempre vissuto tranquillamente, esatto, con gli elementi naturali, esatto, che sono la legna, che sono la verdura. Sì. Un po' di cicoria, un po' di bietta, cipolle, cetrioli. Dopo siamo invasi dai cervi, tocca fare solo recinti qua. Mi dicono sempre anche che sono fortunata perché vivo sembra un posto tranquillo, sereno, dove non c'è caos. Comunque quelli che sono stati a trovarmi mi hanno detto che sono in un paradiso e io mi sento in un paradiso. Io la mattina mi alzo, apro le finestre e di fronte ho il Col Gentile. Scendo in sala, apro la finestra e ho lo zoccolà. Cosa vuoi di più? Per me è qua il paradiso. Guarda quelle rondini.
Oh.